Buongiorno amici di Archiossarrabus, oggi vi porto a vedere il complesso minerario di Monte Narba in territorio di San Vito. Siamo in un contesto che è diverso da quello usuale dei nostri video, quindi l'epoca nuragica, ma vogliamo anche parlare di altre situazioni che ci sono nel Sarrabus, quindi oggi ne approfitto per visitare con voi questa splendida testimonianza di archeologia mineraria della nostra zona. Nonostante l'abbandono in cui versa questo meraviglioso complesso, notare i muri che ancora rimangono in piedi, questi muri in pietra grossi, ancora rimangono in piedi, quindi ci danno speranza che forse ci sia più di quello che si può pensare, no, di recuperabile. Però guarda che bello il caminetto là. Sai chi ci viveva qua? Allora, sono entrato in questo primo edificio che è quasi completamente crollato, però mi colpisce, come vedete, questo forno, questo grande forno che c'è, che è rimasto ancora quasi integro. Adesso cerco di avvicinarmi e provo a infilare la telecamerina dentro per vedere se si vede qualcosa. Guardate, c'è questo bocchettone qua. Il primo direttore del complesso minerario fu l'ingegner Traverso, che nel giro di qualche anno riuscì a realizzare quasi un'impresa. Nel 1876 c'erano qua 300 operai e venivano estratti circa 200 tonnellate di piombo e di argento all'anno, quindi un exploit di questo sito che negli anni poi aumentò, facendola diventare una delle miniere di argento più importanti d'Italia e forse anche d'Europa. Nel corso degli anni questo impianto si strutturò fino a diventare quasi una piccola cittadina. Arrivarono a viverci quasi 1000 persone, infatti poi tra questi ruderi conservano la memoria di strutture tipo la falegnameria, strutture utili al lavoro come la falegnameria, per esempio l'officina meccanica, ma anche gli alloggi per esempio del personale, gli alloggi del personale amministrativo. C'era un piccolo ospedale anche presente qua in sito e la bellissima casa del direttore che poi andremo a vedere. Nel corso degli anni questo piccolo paradiso è stato depredato, ma resta ancora qualche traccia degli attrezzi che venivano utilizzati per il lavoro quotidiano. Ancora qualcosa, queste carrucole, questi attrezzi che ormai sono completamente arrugginiti e inutilizzabili. Qua c'era praticamente, guardate, questo montacarichi che scorre con queste 4 ruote, scorre su questi 2 binari che sono incastonati nel muro, e quindi questa carrucola serviva a sollevare sicuramente dei pesi. Che figata, tutti gli ingranaggi. Qua addirittura è rimasto anche Simbrago di vite all'ingresso. Questa è una bilancia, credo almeno che sia una bilancia, mi dà l'idea di essere una bilancia. No, oh no. Allora, come potete vedere, diciamo la maggior parte del posto è coperto da questa marea di detriti.
Una delle difficoltà che dovettero affrontare fu quella della gestione delle acque, perché comunque è una zona in cui è presente tanta acqua e anche, diciamo, il lavoro che veniva fatto sulle montagne, che quindi magari rompeva un po' le falde acquifere e determinava la fuoriuscita di acqua abbondante dalle montagne, obbligava a porsi questo problema. Quindi furono realizzati tutta una serie di sbarramenti, delle piccole dighe, degli sbarramenti per deviare il corso d'acqua, per gestire il corso d'acqua e quindi canalarlo e farlo poi scendere verso la foce del fiume Mendoza senza creare troppi danni. E col tempo ho abbandonato, diciamo, la zona e quindi caduti in disuso, e queste opere idrauliche hanno smesso la loro funzione, e quindi soprattutto alle miniere di Giovanni Buono, che sono qua dietro, tutte le discariche, il materiale, diciamo, di lavorazione del minerale è sceso a valle, coprendo completamente questo sito. Per tornare al discorso questo è il primo piano, questo era il balconcino del primo piano, c'è un altro piano sotterrato sotto questa enorme discarica, quindi pensate alla mole di materiale che è stato trasportato fino a qua. Ora vi faccio vedere. Vi voglio far vedere una cosa. Sì, di qua vi posso portare. Sto attento, cammino sul bordo, ma ve lo voglio far vedere. Guardate la meraviglia ancora dei pareti e dei soffitti affrescati. Affreschi che non sono contestuali, diciamo, all'utilizzo originario di questo sito, quindi lo sfruttamento minerario. Infatti la storia racconta che nel 1916 qua fu destinato un contingente di prigionieri austriaci, vennero confinati qua, e si narra che il maggiore, appassionato d'arte, per superare la noia dovuta all'isolamento, si mise ad affrescare queste pareti, affreschi che, come potete vedere, ancora oggi si conservano. Quindi una bellissima storia. Poi nel 1935 si concluse definitivamente l'utilizzo di questo sito, quindi venne abbandonato. Ora voglio portarvi a vedere, se riesco, un piccolo particolare di questa struttura, che probabilmente erano degli uffici amministrativi. Il problema è che entrarci non è semplicissimo. Quindi adesso io proverò a infilzarmi da qua. Infilzarmi perché è pieno di spine, non era un errore. Allora, in realtà non sono così convinto di entrare perché, come potete vedere, il soffitto è tutto in legno e non sono così sicuro che sia consigliato entrare qua dentro. Quindi lo vediamo forse nell'altra stanza, però se riesco a entrare nell'altra, perché c'è un particolare che mi ricordo che vorrei farvi vedere. Allora, ho preso un'altra strada, sono sempre qua, però no ragazzi, non me la sento. Guardate che meraviglia questo soffitto, però, questi travoni giganteschi. Ora andiamo alla casa del direttore. Superato quel grande cancello di ferro e questa inferriata che delimita il cortile della casa del direttore, ecco, ci troviamo appunto in questo spiazzo. La struttura è fatta a ferro di cavallo e ormai è quasi completamente distrutta, peccato. Comunque sono visibili sicuramente 3 piani nella parte centrale, nelle parti laterali sono 2,
sembra che siano 2, nella parte centrale, ecco, ci sono questi 3 piani caratterizzati dalle finestre, si notano caminetti ovunque. Bello pensare che per poter rendere confortevole questa stanza era necessario quindi un grandissimo dispendio di energie, no? e di risorse, quindi sono rimasti, no? Qualche comignolo e qualche caminetto all'interno di questi grossi muri di pietra, caminetti che poi la bellezza di questa cosa è che sono tutti diversi, più grandi, più piccoli, anche lo stile è un po', almeno per quello che rimane, no, da vedere, come questo qui è un esempio, sono artistici. Guardate un altro là sopra, al 3° piano addirittura, pensate a portare la legna lassù. E poi sembra che ce ne sia anche un altro di piano, quindi ho un sottotetto. Ora sono salito al 1° piano, però non da dentro. Dentro è veramente impossibile entrarci, è pericolosissimo. Quindi sto facendo il giro sulle colline intorno. Sto circumnavigando la struttura per dare un po', magari, la possibilità di vedere qualcosa in più. Ancora un forno. Sicuramente facevano il pane. Qui è completamente crollato, invece sulla sinistra una vasca, non so se è un pozzo, probabilmente un pozzo di acqua, un altro caminetto. Cavolo, bisognerebbe fotografarli e fare un censimento di questi caminetti, sono tantissimi, sono un'altra stanza lì dentro. Io non è che mi fidi molto entrare qua dentro. Se vi piace l'argomento, vi piace il posto, vi consiglio la lettura di un libro, leggo così non rischio di sbagliare, di Sandro Mezzolani e Andrea Simoncini, che si intitola La miniera d'argento di Montenarba, storia e ricordi di Gia Editrice. Vi saluto, vi ringrazio, spero che questo video vi sia piaciuto. Se venite a visitare questo posto vi consiglio estrema cautela, perché è veramente pericolante, è molto pericoloso. Tutto intorno sono presenti gli ingressi delle miniere con le prese d'aria, quindi è un sito veramente pericoloso, state molto molto attenti, soprattutto se portate anche i bambini. Vi ringrazio per averci seguito, condividete il nostro video se vi piace, seguiteci sui nostri social. Alla miniera di Montenarba, comune di San Vito è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!